Lavoro in corso, il cantiere è aperto a dare il via libera al progetto per la messa in opera di una possibile intesa con il sindaco Firetto è stato di persona il coordinatore regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè, che alla vigilia di Pasqua ha fatto tappa ad Agrigento. A fare gli onori di casa il deputato nazionale Riccardo Gallo assieme al coordinatore provinciale degli Azzurri Vincenzo Giambrone e ad un gruppo di consiglieri di Aula Sollano. I berlusconiani hanno ragionato attorno all'ipotesi di un sostegno all'amministrazione di Palazzo dei Giganti da calibrare a seconda del livello di coinvolgimento, che potrebbe essere anche attivo, diretto, con una presenza in giunta e una presenza all'interno dell'ufficio di presidenza, destinato in tempi brevi ad un rimescolamento per via delle ormai quasi certe dimissioni del vicepresidente Raffaele Sanzo, deciso a lasciare per i troppi impegni nella capitale, dove lavora al Ministero dell'Istruzione. E a Sanzo subentrerebbe in aula Lillo Alonge, primo dei non eletti nella lista Agrigento Rinasce, che fa parte della coalizione in appoggio al sindaco, ma la new entry nel frattempo si sarebbe promesso alla maglia azzurra. Ecco dunque che Forza Italia, tenuto conto pure della fresca uscita dalla maggioranza del gruppo di Moriano, assumerebbe un ruolo significativo per la tenuta dell'amministrazione Firetto, anche se numericamente bisogna capire come si muoveranno i due consiglieri azzurri targati Salvatore Iacolino, la figlia Giorgia e Salvatore Falzone, quasi sempre distanti dal resto del gruppo. E cosa penseranno poi il PD e gli alfaniani? Ma se questo scenario per il momento suggestivo dovesse concretizzarsi, nel prospettato scacchiere si collocherebbe anche l'ambizione del sindaco, una sua possibile candidatura al Senato per approdare al Parlamento nazionale. Se così sarà, Agrigento tornerà presto alle urne.